È stata ritrovata in mattinata la carcassa di una vecchia macchina lungo il corso del fiume Bacchiglione. La scoperta è stata fatta all'inizio del tratto che attraversa la Città del Santo, vicino all'aeroporto Gino Allegri e sotto il ponte ferroviario della linea Bologna-Padova. Sul posto si sono portati i carabinieri con i sommozzatori dei vigili del fuoco e il soccorso stradale con un autogru e un carro attrezzi. Al momento non è stato possibile identificare il veicolo poiché privo di targa. Solo un'ispezione più accurata potrà dire chi fosse il proprietario e forse svelare anche il motivo per cui il veicolo si trovasse lì. Zwischer Channel News, Padova.